Amici bellini, buongiorno. Alessandro, buongiorno, perché lo so, questo non è un video che di solito è pre-partiti, sto già in pre-partita, è la partita, però se twitta Fabrizio Romano e Umberto Chiarello conferma, dobbiamo parlarne di queste trattative che stanno lì allo sgocciolare. Cominciamo. Allora, dai, do il benvenuto a Giovi-chan e a tutti i nuovi iscritti. Devo ringraziare perché abbiamo raddoppiato le visite, le views, insomma, del video sul mercato, e insisto, lo voglio spiegare bene perché il valore di questo video è anche nei commenti di molti di voi che hanno scritto sì, però il cash flow è diverso da quelli, i soldi comunque escono, l'impatto a bilancio, e avete ragione. Io l'ho tenuto volontariamente più breve rispetto a quello che feci l'anno scorso per renderlo un po' più digeribile, perché se uno vede 30 minuti di video sul mercato, su come si legge un bilancio, non se lo legge. Invece dovevo far passare il concetto che è ben impazzito, spende senza guadagnare, e invece no, e tranquillamente si può fare e non si fallisce. Quindi abbiamo raddoppiato anche il numero dei like rispetto all'anno scorso, vi ringrazio. Lasciate un like anche su questo perché sblocca il like, lo sapete come funziona, anche McTominay e Gilmour, cioè i due scozzesi. Noi nel video di ieri già avevamo tenuto presente Gilmour come fatto, perché ci affidiamo un pochino tra quello che ci dice Moretto e quello che ci dice Romano. Accettatelo. Tutti gli altri esperti di mercato dovete accettare che quando parla Romano, insomma, sì, ne può sbagliare qualcuna perché saltano all'improvviso, ma sono trattative reali che poi, se lui ti dice è quasi fatta, di solito vanno in porto, quindi lì si comincia a smuovere un pochino tutto, e quindi anche quando ci parlano di Lukaku è chiaro, e ci parlano anche di McTominay, perché il Manchester United dovrebbe aver chiuso con Ugarte dal PSG, di conseguenza possono lasciare andare il giocatore scozzese con gol nelle gambe, specialista. Io lo conosco pochissimo, ragazzi, ho visto gli highlights e mi devo spiegare ancora il perché i tifosi del Manchester non vedono l'ora di liberarsene. Lo vedremo, lo scopriremo. Magari segna, però non fa tutto quel lavoro preventivo da centrocampista, lo vedremo. Però secondo me io esulto per un acquisto che è uno specialista, che ha una specialità, cioè col gol nelle gambe, che è una cosa che ci serve, stiamo vedendo. Quindi Gilmour, si parla di visite inizio settimana e vediamo, lì Vicelobotka sposta poco all'inizio, poi ti tornerà utile sicuramente, e magari anche in prospettiva futura, perché ragazzi ricordiamo che qua non è che si fa il mercato solo per quest'anno e poi tutto via, no, sono mercati che tu ti devi ritrovare anche nel futuro. Se un Neres un giorno, se ti impatta bene, ti va a sostituire Kvara sulla sinistra, e uno lo deve accettare. Se è un Gilmour un domani ti arriva l'offerta per Lobotka, la accetti, la devi accettare, bisogna essere elastici. Purtroppo io lo so, gli idoli li vorrei tenere sempre con me, Kvara lo vorrei a vita. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, però fa parte del calcio, i nuovi stimoli, e fai entrare qualcuno che è più fresco, bisogna fare così, perché forse l'errore è l'opposto, è trattenere e costringere, e poi vedi che alla fine ti ritrovi con situazioni non ottimali nello spogliatoio. Quindi è un ragionamento che si deve fare anche sul lungo e non solo su quest'anno. Quest'anno si sta facendo il possibile, devo dire la verità, perché gli sfoghi li abbiamo fatti per una questione di ritardo, perché allora lo potevi fare, coi calcoli ci siamo trovati che lo potevi fare, lo potevamo fare prima, però il calcio è anche, il calciomercato è anche una questione di incastri. Se il Manchester United non chiude Ugarte, magari non libera McTominay, è chiaro. E se leggo insomma di un'offerta complessiva di 30 milioni, mi sembra un po' tanto per un giocatore a scadenza, però probabilmente saranno bonus che poi scattano da certe condizioni. Io penso che come impatto al bilancio tra primo ammortamento e ingaggio, secondo me arriveremo a 18-20 milioni, secondo me, e ci troviamo, se aggiungiamo McTominay, ci troviamo che il Napoli può vendere Osi intorno ai 50 e stiamo ancora 0-0. Ovviamente ragazzi,
è inutile che ve lo dico, i numeri vanno poi visti bene, noi abbiamo fatto delle proiezioni, delle ipotesi su quelli che abbiamo a disposizione, possono essere diversi i numeri, non mi prendo nessuna responsabilità, è il concetto che doveva passare ed è passato, per qualcuno sì, per qualcuno no, ma va benissimo. E quindi per far spazio a questi giocatori poi bisogna riguardare le liste. Con l'analisi tattica la Serie A comincia a farci vedere la lista dei 22, ovviamente sono quelli che già conosciamo. No, quando Gaetano andrà al Cagliari per esempio non libera nulla, Zerbin che va, si parla di nuovo di prestito al Monza, non libera nulla, Neres è stato inserito, c'è ancora Osimhen, c'è ancora Schdira si parla anche lì di prestito secco all'Espagnol. Questa è l'unica cosa di mercato che avevo sgamato anche io a inizio agosto, ma ci prendiamo come avevo anticipato 40 anni fa, fatta. Quindi Schdira che va, Simeone pare che a questo punto non ci stanno più tante notizie su di lui, potrebbe essere lui il vice Lukaku, Ngong sempre sul mercato, Folorunso sempre sul mercato, Mario Rui, Juan Jesus se ne è parlato poco ma non potrebbe uscire in questo momento perché non abbiamo più difensori. Mario Rui sul mercato e quindi devono entrare Lukaku, Gilmour e McTominay. Quelli che gli possono fare spazio sono prima di tutto Schdira, facciamo Schdira Lukaku, è un bel passo in avanti, e anche Lukaku ovviamente deve entrare al posto di Osimhen, quindi 1 Schdira Lukaku, 2 Gilmour, facciamo per una questione di ruoli, no? Gilmour, Folorunso, e poi non abbiamo un altro centrocampista che esce, ma è entrato Neres al posto di Nathan, quindi McTominay diciamo al posto di Ngonghe, no? Per rimanere nell'ambito dei 17, quindi Schdira Lukaku, Ngonghe, McTominay e Folorunso Gilmour. Dopodiché c'è anche l'uscita di Osimhen che dobbiamo considerare, perché se Osimhen non viene venduto secondo me si rischia di finire fuori rosa, perché poi lo reintegri come lo spieghi così va a finire fuori rosa o lo devi rescindere con una buona uscita, si fa, a volte si fa, per risparmiare si fa, e quindi il Napoli invece di finire in pari finisce con uno 0 meno 20 per esempio, ma abbiamo le riserve, quindi si può fare senza fallire, state tranquilli. Ovviamente non lo auspico, però attenzione alla situazione di Osimhen. E poi Mario Rui, che pure era assolutamente in uscita, e si sta parlando che forse un esterno si prova a fare. Io resto convinto che l'idea Dedic potrebbe rimanere in piedi perché è un under 22 che non ti occupa liste. Contemporaneamente vi dico che non c'è problema, perché va via Mario Rui, il posto per le liste c'è. Se metti fuori rosa Osimhen, il posto per le liste c'è. Puoi prendere anche un giocatore senza vincoli, puoi prendere Singo per esempio, per dirci, e quindi così, o Van der Sar, perché si parlava di Van der Sar sempre dal Monaco. Quindi questa è la situazione delle liste, molto molto chiara finalmente. E per quanto riguarda la formazione che tra poco si fa in campo, la live è già pronta, tutti portano Olivera sulla fascia. Spinazzola, io sono costernato, ma se Spinazzola non riesce a partire da titolare qualche problemino ci deve essere, quindi tutti portano Olivera sulla fascia e tutti portano Raspadori in attacco. Io spero si sbaglino onestamente, mi sta bene la difesa così, perché se proprio oddio, preferirei Di Lorenzo qua, Mazzocchi via, Rachmani qua, Buongiorno qua, e per non far giocare Juan Jesus, Olivera qua con Spinazzola la preferirei, nonostante Olivera c'è da capire, evidentemente Olivera manca convinto troppo, ma lo scopriremo solo vivendo, perché tra poco si va in campo e dobbiamo parlare di campo, e poi da qui ovviamente il mercato poi si sviluppa e si aggiustano le cose di campo. Questa potrebbe essere una partita che magari tutte queste voci di mercato danno una scossa anche psicologica a quelli che vanno in campo oggi, dice stanno arrivando questo, vuoi vedere che ti dimostro che McTominay arriva e Anghissà resto comunque titolare. Idem lo dovrebbe fare Politano, Lobotka lo fa a prescindere, non c'è problema, però potrebbe esserci questa cosa, Mazzocchi che improvvisamente grande, ma quello la volontà l'ha sempre avuta Mazzocchi, non è un problema. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, si sta muovendo il mercato, lo sfogo è servito, come se poi lo
sfogo che ha mosso il mercato. No, sono le esigenze, sono la batosta che abbiamo preso col Verona e probabilmente la nuova consapevolezza che la squadra così com'è non basta per competere per il ritorno in Champions, che è cruciale, e quindi De Laurentiis e anche Conte devono venire a miti consigli. Conte può migliorare i giocatori ma non li può stravolgere. ADL non può contare solo su Conte per far risalire la china a questa squadra, e quindi l'accelerata finale nel mercato. Speriamo che si possano fare tutte le operazioni di cui si sta parlando e poi di amalgamarli, perché l'unica cosa che si può dire a quel punto: wow, hai fatto tutto su poco, non lo potevi fare prima, così arrivavamo pronti col Verona tutti amalgamati. Il mercato, le vie del mercato sono infinite. Ve l'ho detto, da New York, Valerio Fluido è tutto. Partita live e like, soprattutto i like. Grazie.